Mangio mettere a fare questo, mangio mettere a fare a mangiare. Allora, oggi facciamo... Ma vorrei una cosa, mi viene qualche idea. Oggi facciamo due spaghetti che zucchoi. Andiamo a friggere. A casa stanno un po' di funghi in scatola. Qua andiamo a mettere i zucchoi. Andiamo a friggere. Facciamo belli fritti. Mm. Dalla precisione rotaggio, guardate. Ma che sapete cucinare. Allora, quindi facciamo due spaghetti con zucchoi. Spaghetti con i zucchini, adesso pensiamo a dare un po' di sapore a questi funghi. Quindi prenderemo un po' di olio, un po' di prezzemolo, un po' di vino e poi alla fine ci schiattiamo i zucchoi. Buona! Allora ragazzi, i zucchini stanno friggendo. Adesso accendiamo un po' il fuoco qua, prendiamo un po' di cipollina rossa che aggiungiamo a questo olio pepato, quindi abbiamo messo dell'olio e poi abbiamo anche pepato in modo che si riscalda e il pepe prende la forza. Quindi prendiamo una bella cipolla rossa e la tagliamo a metà. Voilà, un po' che cipolla l'hanno tagliata, anche un casino. Voilà, hanno messo tutta la cipolla, hanno messo pure i zucchini. Allora, sto parlando così perché comunque è inutile fare video con voi, io li faccio sempre per una mia passione, però è inutile farli per voi di YouTube, perché sarò sempre solo a criticare, quindi tanto vale la pena. O lo fai professionale o lo fai che ti diverti, è la stessissima cosa, perché state sempre lì a giudicare. Quindi io faccio video così, poi li volete vedere, non li volete vedere, personalmente non me ne frega un beato cazzo. Una bella mischielata, sempre a fuoco basso, poi ci schiattiamo un po' che apprezziamo per cominciare a dare un sapore, poi ci schiattiamo un po' che sale, voilà. Allora ci abbiamo schiattato il sale, ci abbiamo schiattato un po' che pepe. E mo andiamo a schiattare una bella quantità di vino, Allora, aspettiamo che il vino asciughi per poi incorporarci i nostri zucchini e il sughetto è praticamente pronto. Non abbiamo aggiunto prosciutti e roba varia. Chissà, forse tengo qualcosa, non so. Nella cucina bisogna arrangiarsi. Ah, si sta a provola, quindi la facciamo affumicare. Prosciutto, roba varia in testania. Ah, buon giorno fatto proprio. Quindi facciamo spaghetti, funghi, zucchine, poi lo vado a affumicare. Voilà. A più tardi. Voilà. Il sughettino è pronto. E mo facciamo i spaghetti. Spaghetti o ci voglio mettere il penne. Vediamo un po' che ci sta di pasta. Ben regalo. Non è più sembrare con questa roba qua. Spaghetto però non mi piace.
Facciamo spaghetto. O con cavatelli, vogliamo i cavatelli. I cavatelli. No, troppo pizzerino. Cosa sta? I tortiglioni sono troppo rossi. Le trofie. È troppo poco. Penna e penna. Guardate che non ha mai fatto, non so se cose. Guarda sti qua. Andiamo un po', questo è scaduto, è stato. La pazza conoscendo in italiano. Facciamo una cosa diversa. Le creste di gallo. Facciamo le creste di gallo. Sì. Facciamo le creste di gallo. Voilà. Allora ragazzi, ho aggiunto un po' di panna perché ho notato che questa pasta è vuota al centro. Quindi è una pasta che ha bisogno di sughi. Quindi abbiamo aggiunto un po' di panna. Allora l'acqua bolle, qui ho cominciato a riscaldare, quindi fare sciogliere la panna e speriamo che viene bene. Allora il sughetto assaggiato non è affatto male, quindi se non è male il sughetto dobbiamo vedere solo che con questo tipo di pasta diciamo risulta poi simpatico. Dice la confezione 7-8 minuti di cottura, quindi facciamo fare un 5 minuti qua dentro e 2 minuti là, però qua abbassiamo notevolmente. Nel caso aggiungiamo un altro po' di panna. Porca puttana, il sughetto sta venendo sempre più buono. Scamorza affumicata, un po' di non so, romano, questo non lo so, non penso che sia scaduto. Allora, facciamo una polozzata un attimo, cangò e se va. Voilà. Allora continuiamo adesso la cottura per questi 3-4 minuti. Voilà, dopo una bella mischiata, non girate sempre la pasta perché altrimenti non la cuocete bene. Non mettete molta panna, serve giusto per fare il sughettino. Abbassiamo un po' il fuoco. E vabbè, quando è finito di cuocere, una mantecata di romano. Mettiamo un po' che prezzemolo, spuro. Il dito è blu perché sto pettando. No, altrimenti dicono mamma mia, che schifo, c'hai il dito blu. Di scema. Voilà. Come vedete si è amalgamato tutto perfettamente. Togliamo dal fuoco e ci mettiamo il formaggio e mischiamo. Mischiamo bene. Bravo! Voilà, allora la pasta è buona, la pasta è ottima, se volete vi iscrivete, se non volete non me ne frega un beato cazzo, se vi piace il video vi piace, se non vi piace il video non me ne frega un beato cazzo. Ciao ciao a tutti!